Sindaco risponde, ospite nei nostri studi il vice sindaco di Padova Andrea Michalizzi. Stiamo interagendo sulle tematiche principali relative alla città di Padova, quelle più d'attualità, quelle più sentite anche dai suoi cittadini e concittadini. Tra cui c'è un quartiere che è uno dei più delicati, attenzionati della città, nonché credo il più popoloso, se non sbaglio. Stiamo parlando dell'Arcella, una piccola città nella città su cui voi da qui al prossimo futuro metterete mano in maniera importante, perché avete sfruttato presentato un bando, qualità dell'abitare, 3 progetti, gli altri 2 magari li vedremo più avanti. Ci concentriamo adesso quello relativo proprio all'Arcella. È corretto, vice sindaco, dire che è un quartiere che è destinato a cambiare volto da qui ai prossimi anni? Beh, sicuramente, perché i finanziamenti del Pinqua che abbiamo agganciato qualche anno fa e che adesso entrano nel concreto, finanziamenti PNRR anche questi, portano novità, devo dire, importanti. Il quartiere Arcella è il quartiere più popoloso della città, ma tutti i quartieri sono importanti. All'Arcella col Pinqua facciamo un grande investimento dal punto di vista dei servizi e delle opportunità culturali, oltre a un grande investimento di qualità sulle case e sullo spazio pubblico. 15 sono i milioni a disposizione, e tra l'altro oggi abbiamo anche approvato una delibera importante proprio per portare avanti questi lavori. Allora, abbiamo la zona di Piazza Azzurri che cambia volto completamente. Perché dicevamo, vice sindaco, interventi un po' diffusi nel quartiere, quindi cominciamo giustamente, come diceva lei, da Piazza Azzurri d'Italia. Sì, noi diamo una forte impronta di servizi culturali, utilizzando la cultura come veicolo di miglioramento della qualità della vita e delle relazioni in un quartiere popoloso come quello dell'Arcella. Noi stiamo vedendo l'ex CONI, l'ex sede del Totocalcio e degli arbitri, questa è la situazione in cui versa. Qui ci siamo io e Colasio che stiamo discutendo e stiamo presentando il progetto. Allora, oggi abbiamo approvato la delibera col progetto esecutivo del nuovo sistemazione di quell'edificio che il Comune nel frattempo ha acquisito, perché non era nostro, questo alcuni anni fa, e adesso diventerà un centro culturale importantissimo, il più moderno centro culturale della città che noi realizziamo in un quartiere. È un cambio di paradigma, è un'amministrazione, una città che investe sulle proprie periferie, dove la gente vive, dove la gente passa la maggior parte del proprio tempo, si trovano servizi e opportunità di qualità, che non vanno messe solo nel centro storico della città. I quartieri devono diventare un cuore pulsante di Padova altrettanto importante. Rigenerare la città tramite la socialità, si potrebbe dire anche così. Esattamente, uscire di casa e non trovare il deserto, ma trovare, una città dinamica con servizi dove anche il cittadino della Guizza piuttosto che di Mortise trova interessante andare all'Arcella perché c'è quel tipo di servizio. Ma potremmo fare altri esempi rispetto anche a alcune operazioni che stiamo facendo in altri quartieri, per esempio alla Stanga, ma ne parliamo un'altra volta. La delibera di oggi stanzia 7 milioni per l'investimento sul CONI, sono fondi europei, quindi non tocchiamo una lira del bilancio della città di Padova. Quell'edificio verrà demolito e sarà ricostruito un edificio che ci assomiglia, ma reinterpretato in chiave moderna, con dentro mediateca, spazi espositivi, uno spazio ristoro, una sala civica e spazi per iniziative e servizi. Cominciamo i lavori a gennaio. Ecco, non stiamo parlando di cose che vorremmo, che stiamo immaginando, ma delibere approvate, soldi stanziati. A gennaio iniziano le demolizioni per poi la ricostruzione. Contestualmente inizieranno i lavori anche in Piazza Azzurri, la piazza proprio sotto l'edificio dell'ex CONI, la piazza del mercato. Che cambierà volto, cambierà radicalmente. Cambierà volto, diventerà più gradevole, con più verde, aumenteranno le aiuole, gli spazi a giardino, gli alberi e le superfici permeabili. Manterremo le funzioni a parcheggio che sono molto importanti e manterremo anche la funzione del mercato, che è un'altra presenza fondamentale in quella zona. Aumenterà il verde e gli spazi di socialità.
Di fronte gli arcellani stanno vedendo che stiamo ultimando, giusto perché non parliamo di cose che si realizzeranno chissà quando, ma stanno vedendo ultimati i lavori per il giardino di fronte a Piazza Azzurri, tra la Piazza Azzurri e la chiesa di San Carlo. Quanti decenni di battaglia hanno fatto gli arcellani e i padovani per preservare quello spazio dalla cementificazione che era prevista? Quella è l'area conosciuta come ex Valli, per intenderci. Per Ci fu un referendum addirittura in cui la popolazione disse: noi lì vogliamo che quello spazio, che era privato, non era neanche nostro, sia a disposizione delle persone e sia uno spazio di natura. Noi l'abbiamo acquistato e adesso stiamo realizzando un giardino proprio per una piazza verde, diciamo, per il quartiere, che tra l'altro sarà a disposizione di un centro culturale molto importante. Allo stesso modo andiamo a riqualificare sempre con gli stessi stanziamenti e finanziamenti e grosso modo con le stesse tempistiche, quindi ci siamo, il Palazzo del Configliacchi, che anche quello abbiamo acquistato sulla parte del frontone, la parte dietro invece la utilizzerà la provincia, e quello era un biglietto da visita che ogni volta che si entrava da nord in città si vedeva questo spazio decadente, inutilizzato. Credo che nessuno non ci abbia fatto un ragionamento lì almeno una volta ma perché non lo sistemano? Campeggiava lo striscione Salviamo il Configliacchi, e anche lì l'abbiamo acquistato, cioè, abbiamo anche utilizzato una politica, come dire, aggressiva tra virgolette, cioè abbiamo detto: acquistiamo, diventiamo proprietari in modo da diventare anche i protagonisti di una rigenerazione. E questo ha smosso molto. Insieme a questi interventi, eccolo qua il Configliacchi, guardate come versa qui sempre che presentiamo i progetti. Allo stesso modo alcuni investimenti... Questa è l'ex Valli invece, giusto? Questa è l'ex Valli, che allora era in questo modo, adesso il giardino, se passate, si percepisce molto, molto bene. I lavori infrastrutturali sono terminati, adesso deve arrivare l'illuminazione e il videocontrollo, la videosorveglianza, le telecamere, in modo tale che l'area sia anche, come dire, gradevole e presidiata. Assieme a questi interventi sono previsti 5 milioni di investimenti sulle case pubbliche. Qualità dell'abitare, vivere bene in una città, in un quartiere, significa anche che le case pubbliche, quindi quelle per i ceti più svantaggiati, aumentano di livello, e quindi lì le sistemeremo perché siano più accoglienti, ma anche più performanti dal punto di vista energetico, quindi grande indirizzo sulla sostenibilità anche sugli edifici. E poi spazio per nuovi collegamenti ciclabili è una cosa a cui io tengo molto, le piazze scolastiche. Cioè andiamo a migliorare, a rendere più sicuri quegli spazi di fronte alle scuole, dove tutti i giorni le mamme o i papà accompagnano i propri bambini a scuola, e spesso bisogna combattere, come dire, tra il bambino che corre e la macchina che passa. Ecco, vogliamo che quelli siano luoghi gradevoli, ma anche luoghi sicuri protetti. Anche. Protetti, perché insomma ci sono i nostri ragazzi, i nostri bambini, e sono andato da loro a discutere con proprio i ragazzi delle scuole medie, delle scuole elementari, su come in qualche modo loro vedono quegli spazi lì e su come loro li utilizzerebbero. È una generazione che nessuno ascolta mai e sulle quali noi come adulti o come genitori abbiamo sempre anche grandi preoccupazioni rispetto a cosa fanno i nostri ragazzi quando si trovano tra di loro. Ed è importante sentire la loro voce, la loro opinione, perché forse, anzi senza forse, spunti interessanti ve li danno, credo. Ma anche perché un ragazzo di 13 anni non ci manda mai una mail per segnalarci un problema o un'esigenza, e non viene mai alle assemblee dove vengono i cittadini, quindi dobbiamo andarli a scovare. Io mi sto girando le scuole e sto cercando di utilizzarlo come metodo. Ogni volta che c'è una trasformazione in un quartiere vado anche in una scuola a raccontarla. Cambiando argomento, perché poi siamo in chiusura, il tempo vola, state facendo anche diversi interventi per quanto riguarda il rattoppo, come dire, delle buche, le chiusure delle buche lungo le strade, perché anche queste sono segnalazioni veramente all'ordine del giorno, che tra l'altro arrivano anche alla nostra redazione, perché è un tema veramente molto sentito anche da parte di tutti i cittadini. Allora state intervenendo anche su questo. È un lavoro che non finisce mai. Ogni 10 buche che sistemi se ne riformano o ne hai da fare altre 100, quindi è un lavoro sempre in rincorsa. Io ringrazio i tanti cittadini che ci segnalano con i diversi strumenti che abbiamo. Maggio è stato un mese molto intenso, perché
piogge incessanti e continue hanno, come dire, fatto un lavoro anche di sgrettolamento delle nostre pavimentazioni. Ho fatto una verifica proprio oggi, sono più di 540 gli interventi realizzati, cioè le segnalazioni e gli interventi svolti su buche, in qualche modo interventi localizzati, quindi le buche che si formano, quei crateri, chiamiamoli così, che si formano sulla strada per le forti piogge. 540 più circa il 300% in più rispetto al mese precedente. Stiamo intervenendo su tutte e insomma è un comparto che annualmente ci costa una cifra un po' superiore al €1.000.000. Non è poco, tra l'altro credo, mi corregga se sbaglio, che sia una delle domande richieste principali che le pongono anche i cittadini quando li incontra di persona, perché poi uno insomma la buca la vede davanti a casa, andando al lavoro, davanti al luogo di lavoro, quindi credo che sicuramente la fermano, se la incontri con il vice sindaco, guardi che io ho la buca davanti a casa. Per quanto facciamo sarò sempre in difetto su questa questione, quindi noi dobbiamo aumentare il più possibile l'operatività, ma ha ragione i cittadini a tenerci in modo particolare a questo aspetto, ci teniamo anche noi, perché una strada in ordine significa una città, una strada più decorosa ma anche più sicura, e sono due aspetti importantissimi a cui teniamo tanto. E tra l'altro, come ci dicevamo, anche questo esempio importante di collaborazione tra il cittadino e la pubblica amministrazione, il cittadino che segnala, che si rende insomma protagonista attivo della vita della propria città, dei problemi della propria città, e poi li segnala a chi di competenza. Abbiamo aumentato anche qui gli strumenti di segnalazione proprio per cercare di acquisire più informazioni possibili, sempre andando sul sito di Padovanet, www.padovanet.it, il portale del comune di Padova. Se digitate pronto intervento manutenzioni trovate tutti i modi per segnalarci, che sono il numero di telefono, risponde un call center preparato che individua la vostra segnalazione e la manda all'ufficio preposto, non solo buche, anche altri aspetti della qualità urbana. C'è la mail e c'è anche l'app Padova Partecipa, che in modo geolocalizzato, come dire, consente anche una segnalazione. Visto che mi ha dato l'assist, ne approfittiamo per ribadire quanto vi abbiamo detto a inizio trasmissione, perché proprio su Padovanet, il sito del Comune di Padova, sono attivi anche tutti i riferimenti per poter donare insomma in favore delle popolazioni dell'Emilia Romagna colpite dall'alluvione. Non so se riusciamo velocemente anche a riproporvi la grafica, perché anche insomma Padova ha deciso di contribuire con il controcorrente messo a disposizione da Lanci dell'Emilia Romagna, se non sbaglio. I riferimenti eccoli qui, li vedete con l'IBAN, però poi, come detto, insomma, voi potete trovare tutto nel sito del comune. Insomma, le immagini le abbiamo viste, ci hanno colpito, poi come ci siamo detti anche in altre occasioni, insomma veramente quando ci succede dietro casa un po' ci colpisce un po' di più, e soprattutto ci scatena delle riflessioni, insomma ci fa in modo insomma che noi non alziamo il livello di guardia e cominciamo a prestare un po' più attenzione anche a questa tematica, che è sicuramente molto importante. Il tempo, vice sindaco, è volato, però poi avremo occasione di parlare, perché ci sono molte altre tematiche, tra l'altro, che ci segnalano anche i nostri telespettatori, e che magari parleremo poi ai prossimi appuntamenti, o con lei o con il sindaco, ma insomma, per esempio una su tutte è quella dei parchi, poi c'è quella degli sfalci dell'erba, soprattutto perché adesso insomma siamo in un periodo in cui la gente ricomincia a vivere i propri parchi, e insomma ha necessità magari che l'erba sia tagliata bene, che le giostrine siano a posto. Padova da questo punto di vista ci crede molto, sta investendo molto, perché poi anche insomma tra il parco Iris, il parco Tito Livio, quello nell'ambito della riqualificazione dell'ex Boschetti, parco Guizza, ci dice due parole sul parco Guizza, poi magari il tema parchi lo affronteremo, però parco Guizza è un po' una novità, e quindi insomma magari ci dica due parole. Una nuova frontiera, diciamo, che abbiamo aperto con il comune di Albignasego, perché il parco sta sul territorio sia comunale, Albignasego ce l'ha già e noi abbiamo quest'area, e abbiamo
trovato uno strumento per finanziarlo, quindi tra poco, insomma, se una volta, come dire, completato, diciamo, questa iter, potremo, come dire, comunicarlo, però insomma ci stiamo avvicinando anche al finanziamento di questo dopo aver finanziato l'allargamento dell'Iris, che è, come dire, un risultato importante. E ne parleremo. Grazie al vice sindaco di Padova Andrea Micalizzi per essere stato con noi, grazie ovviamente anche a tutti i nostri telespettatori. Dopo di noi l'appuntamento con l'informazione di iReporter, a seguire alle 21 sempre qui su TV7 Triventa torna Elena Cognito con TV7 con voi speciale sera. A tutti voi l'augurio di una buona serata, arrivederci. Buona serata.